Scoperta dalla Guardia di Finanza una frode IVA milionaria. Su delega dell'ufficio della Procura europea, i finanzieri di vari comandi provinciali hanno eseguito perquisizioni, sequestri e un mandato di arresto europeo emessi dall'ufficio di Procura europea di Colonia. L'operazione Huracan, con cui sono stati disposti 5 arresti, oltre 450 perquisizioni e sequestri di immobili e auto di lusso in Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, e che ha impegnato circa 250 finanzieri e un'unità cinofila Cash Dog appartenenti a 35 reparti del corpo, segue la scoperta di un vasto schema di frode IVA gestito da un gruppo criminale organizzato nel commercio internazionale di automobili. Si stima che nel periodo tra il 2017 e il 2023 le compravendite abbiano riguardato circa 10.000 autoveicoli per un fatturato fraudolento complessivo di 225 milioni di euro e connessa perdita di gettito IVA per 38 milioni di euro. L'operazione trae origine da un'attività amministrativa di controllo in relazione a mancati pagamenti IVA da parte di alcuni soggetti a seguito dell'acquisto di auto dalla Germania e della successiva vendita a privati e società in altri paesi dell'Unione. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di disvelare l'esistenza di una frode IVA di rilevante entità in cui sarebbero a vario titolo coinvolti circa 60 soggetti. Secondo la tesi accusatoria, gli indagati avrebbero acquistato autoveicoli in Germania attraverso ditte italiane e ungheresi, rilevatesi attività economiche di comodo, in quanto gestite di fatto in Germania o del tutto fittizie. Dalle indagini sarebbe inoltre emerso che i fornitori tedeschi hanno dichiarato alle autorità fiscali di aver ceduto le automobili in Italia attraverso il meccanismo della cessione intracomunitaria.